Gli Orogranata chiudono la serie dei quarti di finale contro Cremona con il risultato di 3-1, vincendo per 84-73 e guadagnandosi il posto in semifinale scudetto senza mai mollare nonostante le difficoltà degli ultimi mesi. Questo passaggio del turno che ha veramente mille significati, nel senso che non rappresenta un punto di arrivo, ma lo sfrutteremo perché diventi una spinta ulteriore per provare a fare qualcosa di grandioso. Però per noi rappresenta comunque un motivo di grande soddisfazione e fateci gioire fino a domani perché comunque rientrare per il secondo anno di fila in semifinale scudetto, dopo come si era messa la stagione quest'anno da essere fuori dai playoff, credo che abbiamo fatto qualcosa di veramente straordinario con mille problemi che abbiamo avuto. Per i ragazzi di coach De Raffaele una brevissima sosta prima di pensare alla prossima sfida, quella di mercoledì contro Milano. Ci prepariamo a questa sfida con Milano che per noi è il massimo, giochiamo contro la favorita per lo scudetto, ma ci andiamo con grande entusiasmo, grande energia, con la volontà di riuscire a fare qualcosa di straordinario, ma cercheremo di far di tutto per portarla via e non vorremmo andare per fare le comparse.